Passo indietro del governo sulle centrali nucleari, ma in Sardegna non si ferma la macchina del referendum. Ora il referendum è di fatto superato, ma per l'opposizione la consultazione deve tenersi ugualmente. Andrea Colonna. Via libera del Senato con 133 sì e 104 no all'emendamento che blocca il ritorno al nucleare, un voto che secondo il ministro Romani supera tutte le norme contenute nel quesito referendario e rinvia una decisione così importante ad un chiarimento complessivo in sede europea. Quindi una partecipazione a pieno titolo delle nostre istituzioni scientifiche e di ricerca, delle aziende della filiera nucleare, ai nuovi criteri che saranno stabiliti in Europa per le centrali che i singoli Stati, ma in un processo di coordinamento europeo, decideranno di mantenere in funzione. L'opposizione legge decidere il destino di questo popolo e di questo territorio. Il futuro dei nostri figli è per non permettere che le scelte che riguardano la Sardegna vengano fatte altrove, lontano da qui. Ecco, tu non darti troppe arie perché grazie a noi sarai qui. Che quando sono qui tu devi stare tu. Allora, guardate che non dovete leggere me, dovete leggere lui, quindi diceva meglio. lo stop al nucleare come un inganno perché, spiegano dal PD, il governo vuole solo guadagnare tempo per evitare il referendum del 12 giugno. Quindi Il futuro dei nostri figli è per non permettere che le scelte che riguardano la Sardegna vengano fatte altrove, lontano da qui. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Probabilmente è la prima volta che il popolo sardo è chiamato a prendere una decisione. Fino ad ora le decisioni gli sono passate sopra, industrializzazione, basi militari. Questa volta questo referendum dà ad ognuno di noi 1.000.000esimo di responsabilità. Siamo 1 milione di votanti. Ognuno di noi potrà decidere il destino di questo popolo e di questo territorio.